Guido Barlozzetti ci porta una piccola anticipazione, è andato alla scoperta delle eccellenze friulane. Siamo al Castello Spessa a Capriva, appunto in Friuli, provincia di Gorizia, servizio di Alessandra De Sanctis. Allora viaggiamo. Lunghi filari di orgogliose viti di Tokai. Siamo nella terra del Collio, tra Cividale e Gorizia. Cominciamo qui un viaggio curioso nell'accoglienza e nell'ospitalità delle genti del Friuli Venezia Giulia. Siamo circondati dal verde, il verde del Collio, aceri, castagni, melograni, un borgo fatto di case che sembrano fatte per accogliere. Perché ci si viene? Qui ci si viene per una bellissima vacanza enogastronomica, i bimbi hanno dei divertimenti, c'è la piscina, Disegnano pecore. disegnano pecore e poi si sta in tranquillità. E quanto si spende per una settimana? Attorno agli 800 euro, che sembra una cifra abbastanza ragionevole per una settimana in questo splendido posto. Pagano i mariti? Ovvio. Dopo aver mangiato i claps e il frico, come facilitiamo la digestione? Pensavo di proporre a mio nipote una splendida passeggiata a cavallo tra i colli italiani e sloveni. E il nipote che fa? Accetta? Accetto subito. Naturalmente esistono livelli di accoglienza diversi che hanno un costo diverso. Lei ha scelto di venire qua, in questo contesto, in questa situazione. Per quale motivo? Certo, l'alta qualità dei servizi, la gastronomia d'eccellenza, la qualità dei vini che è rinomata in tutto il mondo. Cosa vuol dire il soggiorno di una settimana con questo tipo di qualità? Vuol dire praticamente una spesa di circa 1.000 euro per una suite arredata con mobili d'epoca, quindi con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Golf compreso? Golf compreso. Grazie, Golf compreso. arrivederci. Abbiamo visto alcuni esempi di ospitalità e di accoglienza, proviamo a tirare le fila. Adriano Ruchini, presidente di Minerva, che cosa vuole dire promuovere nel mondo l'eccellenza di una regione, del Friuli? L'eccellenza di una regione come il Friuli la si promuove anche attraverso le aziende, quindi aziende eccellenti del Friuli Venezia Giulia che portano l'immagine di questa regione all'esterno, fanno in modo che si attirino i turisti. Quali sono le eccellenze di questa regione? Le eccellenze di questa regione sono tante, a cominciare dal fatto che questa regione è, diceva Nievo, un piccolo compendio dell'universo. Noi abbiamo le Alpi in cui si scia, abbiamo le colline che producono ottimo vino, abbiamo Città d'Arte, abbiamo il mare in cui si fa il bagno per molte stagioni, per una lunga stagione all'anno, insomma abbiamo un po' tutto e soprattutto lo abbiamo in un arco di spazio molto limitato, per cui si può davvero muoversi con grande facilità. E poi ci abbiamo aggiunto uno slogan che è un po' immodesto: ospiti di gente unica. Pensiamo di essere una qualità di gente che può offrire davvero alla nostra comunità, che viene da fuori, qualche cosa di più.